Avrebbe confidato il suo stato di disagio agli amici più intimi poche settimane fa, ma nessuno poteva soltanto immaginare un epilogo del genere. Protagonista un ragazzo di 26 anni che lavorava come manutentore, una famiglia solida alle spalle, un futuro davanti. Eppure qualcosa è scattato nella sua mente. Sullo sfondo questo quadrato di terra tra via dei Cipressi a Lovadina, dietro il cimitero, e i binari della ferrovia, dove si sono concentrati uomini e mezzi fin dalla tarda mattinata. Difficile ricostruire l'esatta dinamica. Di certo il ragazzo, visibilmente alterato, aveva con sé un coltello quando ha iniziato a minacciare pesantemente il fratello più giovane, con il quale pare i rapporti non fossero buoni. L'allerta immediata ha consentito ai carabinieri di intervenire tempestivamente e scongiurare un'aggressione. Il fratello minore è stato fatto uscire dall'abitazione con l'ausilio di una scala. Attimi concitati con il 26enne che è però scappato poche decine di metri fino ai bordi della vicina ferrovia. Qui su di un traliccio il gesto estremo. Lo hanno trovato poco dopo impiccato. La scena è straziante, la circolazione ferroviaria viene sospesa. Sul posto arrivano vigili del fuoco, polizia, infine i tecnici di rete ferroviaria italiana. La madre viene colta da malore e portata via in ambulanza. La famiglia si chiude nel silenzio. Sul posto il sindaco Marco Della Pietra soppesa le parole. È proprio una giornata tristissima, un'altra giovane vita che se ne va. Francamente non so se vi fossero dei precedenti o dei pregressi, ecco, da parte del ragazzo. A me personalmente sì, è stato un masso, quindi non saprei cosa dire insomma a riguardo. Attoniti gli amici di una vita, a parte la difficoltà confidata di recente, resta il ritratto di un ragazzo come tanti. Il dolore e lo shock in questo caseggiato rosso sono impenetrabili. Siamo vicinissimi alla famiglia, però non credo sia irrispettoso insomma cercare un contatto adesso, aspettiamo. Non è facile ecco, trovare il bandolo della matassa. È chiaro che ci si deve un attimo fermare a riflettere perché se un tempo erano episodi davvero sporadici, adesso cominciano a prendere una piega un po' troppo così quotidiana e quindi rischiamo che certi gesti cadano nella normalità, cosa che assolutamente non deve essere.